Il bollettino dei contagi in provincia di Agrigento sale a +2, un nuovo caso a Ribera, il primo a Palma di Montechiaro. Arriva l'esercito in Sicilia per potenziare i controlli agli spostamenti, una misura necessaria per arrestare i contagi. Supermercati chiusi la domenica, no ad attività sportive all'aperto, vietata anche quelle individuali. Tutti i comuni devono sanificare strade, uffici e scuole. A Favara le aziende agricole del territorio e diverse imprese hanno messo a disposizione uomini e mezzi per sanificare il centro urbano. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In provincia di Agrigento il bollettino dei contagi sale a +2, un nuovo contagio a Ribera e il primo caso a Palma di Montechiaro. C'è il servizio. Primo caso di coronavirus a Palma di Montechiaro, lo ha confermato il sindaco Stefano Castellino. In terapia intensiva all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta ieri hanno ricoverato un medico, settantenne della città del Gattopardo. Abbiamo il primo contagio da coronavirus nella nostra città. Ho già allertato tutte le autorità competenti, il Comune, le forze dell'ordine, l'ASPA. Tutti stiamo predisponendo le misure necessarie per dare da un lato assistenza alla famiglia, dall'altro ricostruire i possibili contatti che il nostro concittadino contagiato abbia potuto avere in questi giorni, al fine di mettere in isolamento le persone che potrebbero essere a rischio di contagio. Fino a ieri questo sembrava appartenere ad altre comunità. Oggi anche Palma ha il suo primo contagio. Non dobbiamo però farci prendere dal panico. Siamo una grande comunità, lo abbiamo dimostrato financo ieri durante la sanificazione della città con gli agricoltori e i metodi agricoli che sono messi a disposizione. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni, a parte qualche piccola situazione, tutti hanno rispettato le ordinanze sia del sindaco che del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Vi prego, vinceremo questa battaglia, ma dobbiamo restare a casa. Voi che potete, dovete restare a casa. Solo se rispetteremo tutte le indicazioni, le ordinanze, i divieti che le autorità, compreso questo vostro umile servitore di questa comunità, diamo a tutti voi, più le rispetterete, prima vinceremo questa battaglia. E crescono i casi di coronavirus a Ribera. Un anziano è stato trovato positivo al coronavirus ed è stato trasferito d'urgenza alla rianimazione dell'ospedale di Enna. L'uomo in precedenza è rimasto ricoverato per diversi giorni all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e prima di essere dimesso è stato sottoposto al tampone faringeo e sarebbe risultato negativo. Così è stato dimesso ed è tornato a casa a Ribera. Dopo qualche giorno l'anziano si è sentito male e con il 118 è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio riberese, dove ad un ulteriore controllo è risultato positivo al coronavirus, dopo essere stato in contatto con medici, operatori sanitari e forse altri pazienti dell'ospedale durante 2 giorni di ricovero e di esami. Trovato un posto letto, è stato trasferito d'urgenza alla rianimazione dell'ospedale di Enna. Adesso i casi di coronavirus in Sicilia sono circa 340. Da oggi anche l'esercito schierato in Sicilia per i controlli del restare a casa. Il governatore Musumeci emana una nuova ordinanza ancor più severa. Lello Casesa. È già in fase operativa in Sicilia la presenza dei militari, utilizzata da qualche giorno nelle pattuglie di vigilanza nelle aree urbane delle città e nei punti di arrivo dei passeggeri. Si tratta, ha dichiarato il presidente della regione, di misure urgenti per potenziare il numero delle pattuglie delle forze dell'ordine, esteso anche ai militari dell'esercito impegnati in Sicilia nell'operazione Strade Sicure. Il governatore ha poi firmato un'altra ordinanza che va oltre il decreto Conte, nella quale chiude tutti i negozi la domenica, ad eccezione delle edicole e delle farmacie, e vieta qualsiasi sport all'aperto anche individuale. Previste disposizioni per la pulizia di strade ed uffici pubblici, esercizi commerciali, rivendite di tabacchi, trasporto urbano, attività sportive ed uscite da casa per gli acquisti.
Viene sancito l'obbligo da parte dei comuni di provvedere, qualora non lo abbiano già fatto, alla sanificazione delle strade del centro abitato, degli uffici pubblici e degli edifici scolastici. Area verde pubblico e parchi gioco verranno chiusi. Viene istituita una linea telefonica diretta solo per i sindaci dell'isola per le comunicazioni relative alla gestione dell'epidemia. Non sarà ammesso l'ingresso nel territorio comunale dei venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri comuni. Tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione di farmacie di turno ed edicole, dovranno restare chiusi la domenica. I sindaci potranno disporre la riduzione dell'orario di apertura al pubblico dei negozi, tranne di quelli che vendono prodotti alimentari e farmacie. Sui mezzi di trasporto pubblico urbano sarà consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati, garantendo la distanza minima di 1 metro. Ed in ultimo, l'ordinanza stabilisce che le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, ad eccezione dei farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno. È vietata altresì la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Gli spostamenti con gli animali da affezione sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione. I primi 5 tamponi eseguiti nel reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sono negativi. L'esame si è reso necessario a seguito del caso della donna di 76 anni di Favara, ricoverata lunedì scorso 16 marzo alle ore 18 al reparto di cardiologia per problemi cardiaci e poi risultata affetta da coronavirus. L'anziana è adesso ricoverata all'unità di malattie infettive di Caltagirone. Sono stati sospesi i ricoveri programmati alla cardiologia di Agrigento e si procede solo per i casi urgenti e indifferibili. E la Regione Sicilia dispone tamponi per tutti i sanitari, i particolari nel servizio. Anche un operatore del 118 in Sicilia è risultato positivo al coronavirus. La regione ha subito disposto i tamponi per tutti i sanitari. L'agghiacciante notizia della positività al Covid-19 di un operatore della SEUS 118, scrivono in una nota UGL Sanità e UGL Medici, è arrivata ieri, contemporaneamente ad una nota con la quale l'assessorato regionale della salute dispone l'effettuazione del tampone su tutti gli operatori sanitari con modalità cicliche. Se da una parte, quindi, non possiamo che esternare la nostra rabbia augurando al lavoratore contagiato una pronta guarigione, dall'altra accogliamo con soddisfazione l'emanazione di un provvedimento che come organizzazione sindacale avevamo richiesto nei giorni scorsi. Carmelo Urzi, segretario regionale della UGL Sanità, e Raffaele Lanteri, segretario regionale della UGL Medici, aggiungono: se si vuole fermare la catena di contagio si deve censire con frequenza tutto il personale, anche non sintomatico, a cominciare dagli operatori del 118 che purtroppo oggi non hanno ancora dispositivi di protezione a sufficienza, per passare con i medici e sanitari del pronto soccorso e poi tutto il personale degli ospedali siciliani, anche quello delle ditte in appalto che curano i servizi sanitari, le pulizie, il facchinaggio e le manutenzioni. Continuiamo a ribadire infatti, proseguono i due sindacalisti, che chi è chiamato a prestare cure e a operare nei luoghi di cura non può di certo finire ad essere il paziente da curare, che tra l'altro, continuano i sindacalisti, al di là dei turni massacranti, sono lavoratori che fanno rientro a casa e se contagiati e non debitamente controllati potrebbero trasferire il virus ai loro familiari. Sarebbe una catastrofe. Per questo, continuano i due sindacalisti, chiediamo al presidente della regione siciliana Nello Musumeci e all'assessore regionale della salute Ruggero Razza di blindare le aziende ospedaliere, limitando al minimo e stretto indispensabile gli accessi di personale, soprattutto il personale amministrativo, al momento non utile alla causa, il tutto anche con l'ausilio della presenza dell'esercito, nonché di incaricare la protezione civile regionale ad attivare una corsia preferenziale di invio di materiale di prevenzione e protezione elevata per quei lavoratori che sono in prima linea a condurre una battaglia contro il Covid-19. Siamo certi, concludono i sindacalisti, che anche questi nostri suggerimenti, come gli altri in precedenza, verranno accolti senza indugio. A Favara le aziende agricole del territorio e diverse imprese cittadine hanno messo a disposizione uomini e mezzi per eseguire la sanificazione e disinfestazione del centro urbano. I particolari con Giuseppe Moscato.
Oltre 50 trattori hanno sanificato ieri sera l'intera città di Favara. Ieri è scesa in strada la migliore Favara, che si è messa all'opera per dare una mano nella lotta contro l'epidemia da coronavirus. L'iniziativa di sanificare le strade con acqua e cloro nebulizzato da particolari macchinari usati in agricoltura è stata organizzata dai fratelli Vita dell'azienda Geva e alla quale hanno aderito circa 50 aziende agricole di Favara e non solo. Erano infatti presenti anche aziende agricole dei paesi vicini, 3 da Castrofilippo, 2 da Aragona. Sentiamo proprio Emanuele Vitta in questo video pochi minuti prima della partenza. Ci tengo a ringraziare tutti gli agricoltori che hanno risposto subito al nostro appello. Siamo in un momento triste, pieno di timore, ma fa piacere vedere che tante persone hanno partecipato. Siamo più di 50 trattori con atomizzatori che sanificheremo la città. È un'iniziativa totalmente privata, stiamo dedicando del nostro tempo e i nostri mezzi a questa iniziativa, lo facciamo con il cuore sperando di poter sanificare un po' le strade, pulire e far sentire le persone meno sole. Quindi grazie a tutti gli agricoltori che hanno partecipato, nel nostro piccolo diamo il nostro piccolo contributo. Quindi ci stringiamo in un abbraccio al momento virtuale, grazie ancora a tutti. Contattato il comune che ha dato la liberatoria burocratica e ha messo a disposizione anche il proprio personale della protezione civile, ieri sera puntuali gli agricoltori con i loro trattori ed i nebulizzatori si sono radunati nel piazzale dello stadio, con loro anche diverse autobotti private, anche aziende che hanno dato il cloro e via alla sanificazione di Favara. Al passaggio dei trattori i cittadini hanno risposto affacciandosi dai balconi tra applausi e approvazioni. I volontari che si sono rimboccati le maniche e gente che fa parte per la stragrande maggioranza di cittadini silenziosi, quelli che lavorano e pagano le tasse. Ci hanno dato la migliore immagine della città di Favara, ma anche dello spirito di solidarietà nazionale che solo gli italiani e i meridionali in particolare sanno mettere in campo al momento del bisogno. Adesso tocca ai comuni effettuare la prossima sanificazione, come è stato stabilito anche dal recente nuovo decreto sull'emergenza coronavirus dal presidente Musumeci. Noi cittadini invece restiamo a casa. Siamo al piazzale Giochi Olimpici, come abbiamo detto. Stiamo completando la distribuzione delle mascherine, dei guanti e delle tute con tutti gli operatori. Grazie Favara, soprattutto per l'emozione che stiamo vivendo in questo momento, nonostante la grave emergenza sanitaria, però veramente stiamo sentendo come tutta la comunità ci sta abbracciando, con tutti i volontari che oggi hanno voluto, grazie al loro contributo, fare questo. Vi giro le immagini di tutto il fermento che c'è in questo momento, questo rumore di gente, perché è veramente importante fare i bravi in questa fase. Soltanto in questo modo possiamo riuscire a sconfiggere questa emergenza. Come vedete, tante persone con lo spirito di volontà e di dedizione per la propria comunità si sta adoperando per sanificare la città. Il mio grazie infinito a ciascuna di queste persone che sono qui. Al segretario regionale dell'Asso Stampa Roberto Ginex. Sentiamo. Segretario, buongiorno, e con lei vorrei analizzare un po' le difficoltà che viviamo in queste settimane e che ai noi andremo a vivere nel corso delle prossime, perché non si sa quando ci verrà fornita la data, altrimenti saremmo dei profeti di fine pandemia, di fine emergenza. Ecco, che giorni stiamo attraversando tutti noi dell'informazione siciliana? Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Purtroppo questi sono giorni bui e sono giorni ai quali non siamo abituati. Non siamo abituati come cittadini, ma non siamo abituati nemmeno come giornalisti. Per cui stiamo sperimentando sulla nostra pelle come si lavora al tempo del coronavirus, del contagio. Tutti quelli che possiamo in questo momento lavoriamo da casa. Pensate che l'agenzia ANSA, che è l'agenzia nazionale di stampa per eccellenza, ha deciso di chiudere
tutte le redazioni ad eccezione di Roma e di Milano, attivando il sistema del telelavoro. Voi immaginate come può essere difficile per i giornalisti che sono abituati appunto ad andare in giro fuori, soprattutto i cronisti, a raccogliere notizie, come può essere difficile questo lavoro in questo momento. Per cui chi può e per quello che fa lavora da casa, gli altri hanno non poche difficoltà. I primi di tutti sicuramente sono i colleghi delle televisioni. Voi state sperimentando questo sistema di collegamento video e tanti altri lo stanno facendo, ma immaginate com'è difficile, per esempio, nelle aree più a rischio come quelle della Lombardia piuttosto che dell'Emilia o del Veneto, fare i cronisti e andare in giro come televisioni a raccogliere notizie. Una cosa che mi preme dire è quella di stare attenti alle fake news, perché in questo momento ne girano tante, ne girano tantissime. Stiamo attenti a quello che leggiamo sui social, a quello che... Ecco, segretario, a tal proposito mi coglie la volata, mi fornisce la volata per una domanda. Noi abbiamo deciso, così come altre testate, di continuare, di non abbandonare i nostri telespettatori siciliani alla balia dei leoni della tastiera, altrimenti, come ha già anticipato lei, le fake news avrebbero creato panico, confusione e una marea di notizie fasulle che poi alla fine avrebbero causato lo sconforto e l'indecisione anche sul continuare la vita quotidiana nei nostri telespettatori in questo caso. Proprio questo, diciamo, il tema delle fake news in questo momento è un tema importantissimo, perché proprio ieri o l'altro ieri a Biancavilla è stata denunciata una ragazza di 27 anni che per aver diffuso delle notizie false, quindi delle fake news, a proposito di contagiati nel suo territorio, nel territorio diciamo di suo riferimento, attraverso una piattaforma social. Ecco, quindi stiamo attenti a quello che leggiamo, dove lo leggiamo, verifichiamo le notizie e soprattutto non facciamoci prendere dal panico. Perché per tanti anni avevano detto che i social ci avrebbero soppiantati, che la nostra categoria lavorativa avrebbe subito il passo e il contraccolpo di queste nuove metodologie di comunicazione. Ecco, abbiamo nascosto forse troppo tempo la polvere sotto al tappeto ed è venuto fuori il nervo scoperto, ossia che i mezzi di comunicazione classici non vanno mai di moda, sono sempre attuali, soprattutto in tema di emergenza. No, i mezzi di informazione classici, a mio avviso, restano sempre i più affidabili, perché sono quelli riconducibili sempre a un direttore responsabile, a un giornalista che risponde del suo operato all'ordine dei giornalisti, a professionisti che comunque svolgono questa attività quotidiana, dando conto e rispondendo in persona di quello che scrivono o pubblicano o fanno vedere. Questo è importantissimo. Io ritengo che i mezzi classici come la televisione non potranno mai essere superati da nessuno. È vero che stiamo adesso tutti al computer, attaccati ai social, al computer, alle notizie che vengono date dai siti giornalistici web, quindi dalle notizie che attingiamo sul web. Va bene tutto, purché questo tutto sia tracciato, purché andiamo a leggere le notizie nei siti internet dove c'è un direttore responsabile che risponde del suo operato. Questo è importante perché significa qualità della informazione, non informazione data in pasto così come è successo a Biancavilla, appunto l'esempio che ricordavo prima, ma informazione di qualità in questi tempi è fondamentale. È una guerra difficile, io penso che questa guerra la vinceremo se tutti rispetteremo ogni giorno gli obblighi imposti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Questo è un momento di emergenza straordinaria. Il nemico non lo vediamo, pensiamo di vederlo, ma il nemico è un nemico invisibile, quindi ancora peggio. È un nemico dal quale non possiamo difenderci se non rispettando le misure previste in tema di prevenzione sanitaria. Evitiamo di uscire. Io ho saputo che soprattutto nei piccoli centri purtroppo c'è ancora gente che non ha capito qual è l'emergenza. Bisogna stare a casa sigillati, uscire per le cose che sono essenziali, cercare di non fare la spesa ogni giorno, ma di farla magari ogni 3-4 giorni, evitare di fare uscite inutili. Non è tempo di andare a fare la corsetta piuttosto che la palestra, piuttosto che andare in giro per andare a cercare di prendere aria. Apriamo le finestre, stiamo a casa e prendiamo aria dalle finestre. Il cantante del gruppo Il Volo, Piero Barone, lancia un messaggio ai giovani e alla sua città. Sentiamolo. Anche presso il comune di Naro sono state impartite direttive ai capi settori delle posizioni organizzative di promuovere il lavoro agile, ovvero lo smart working. L'iniziativa promossa dalla sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, attraverso una sua determina fatta nei giorni scorsi, ha come fine quello di assicurare le prestazioni lavorative dei dipendenti comunali da casa, anziché dalla loro postazione comunale. E intanto dal famoso cantante Piero Barone arriva un videomessaggio per i compaesani naresi in questo momento di grande preoccupazione, un suo appello a restare a casa. Cari compaesani, sto facendo questo breve video perché credo che molti di voi non stiano prendendo sul serio la gravità del coronavirus. Mi tengo costantemente aggiornato sulla situazione di Naro e stamattina, parlando a lungo con il nostro sindaco, ho appreso la sua seria preoccupazione riguardo al nostro paese. Ci sono ancora troppe persone per le strade. È proprio così che si trasmette il virus. Mi rivolgo ai giovani. Se tenete alla nostra comunità, ai nostri genitori e soprattutto ai nostri nonni, dovete restare a casa. Nonostante non ci siano ancora casi a Naro, ciò non significa che il contagio è scongiurato e se il Covid dovesse raggiungere la nostra comunità, purtroppo le nostre strutture sanitarie non avrebbero i mezzi per rispondere prontamente. Ve lo chiedo col cuore, restate a casa. Restate a casa. Grazie. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco vi aspetto. 43 sindaci della Sicilia si rifiutano di indossare le mascherine perché inadeguate. C'è il servizio. 43 sindaci rifiutano le mascherine distribuite dalla Protezione Civile e le rispediscono al mittente. Gli amministratori ritengono gli strumenti di protezione non idonei ad affrontare l'emergenza coronavirus. I sindaci hanno scritto una dettagliata lettera al Premier Conte. Ecco il testo integrale. Illustrissimo signor Presidente del Consiglio dei Ministri, siamo alcuni sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Messina, impegnati in prima linea in questa difficile battaglia contro il Covid-19. Nella nostra veste di responsabili della salute pubblica non è facile ogni giorno attuare le direttive del governo e farle rispettare, sebbene siamo consapevoli che le restrizioni alla libertà personali imposte sono l'unico rimedio per frenare la diffusione del virus. In questi giorni, con ogni mezzo e con l'aiuto di molti volontari, abbiamo dovuto realizzare mascherine e comporre igienizzanti, visto che detti dispositivi di protezione da tempo non sono più in commercio. Oltre le prescrizioni, nulla ci è arrivato dal governo nazionale. Oggi la Protezione Civile ha distribuito ai comuni un numero esiguo di mascherine che nulla hanno a che vedere con quelle della classe FFP2 e FFP3, ritenute le uniche efficaci. Per questa ragione non possiamo che manifestare tutto il nostro disappunto e, in segno della civile protesta, le rispediamo al mittente. Ci auguriamo che grazie all'azione ed al senso civico di tutti andrà tutto bene per il nostro Paese, che ha le risorse sufficienti per superare questo difficile e singolare momento.
7 posti letto per la terapia intensiva da attivare negli ospedali agrigentini all'interno dei complessi ospedalieri. Lo ha stabilito l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha previsto l'attivazione dei posti letto Covid in 4 dei 5 presidi ospedalieri che fanno capo all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, escluso il Barone Lombardo di Canicattì, dove non sarà attivata nessuna postazione per terapia intensiva. I posti Covid previsti dall'assessore regionale per la salute Razza sono così ripartiti: 2 posti di terapia intensiva all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a fronte delle 4 sale operatorie esistenti, un posto letto al San Giacomo Altopasso di Licata che conta ben 3 sale operatorie esistenti e funzionanti, ed ancora un posto letto da destinare all'ospedale Fratelli Parlapiano di Libera a fronte delle 2 sale operatorie esistenti, ed infine 3 posti letto in terapia intensiva al presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, dove ci sono ben 5 sale operatorie esistenti. A Canicattì niente posti in terapia intensiva, perché all'interno del nosocomio di Contrada Giarre c'è soltanto una sala operatoria che è già oberata di lavoro tra le esigenze del reparto di chirurgia, quello di ostetricia e ginecologia e anche per la cardiologia che si occupa degli impianti di pacemaker. La città di Canicattì dunque tagliata fuori anche durante l'emergenza Covid-19. Da Canicattì nei giorni scorsi si era levato il grido d'allarme, che per il momento rimane inascoltato, dei sindaci dei comuni che fanno parte del distretto sanitario di Tre, che in una nota inviata ai vertici aziendali provinciali e locali della sanità hanno chiesto l'attivazione di una serie di servizi sanitari come l'attivazione della rianimazione e quella dei posti di terapia intensiva. Il general manager facente funzioni Alessandro Mazzara e il direttore sanitario aziendale Gaetano Mancuso hanno scritto una lettera ai direttori medici dei presidi ospedalieri di Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca per annunciare la ripartizione e comunicare la decisione dell'assessorato. I posti letto, scrivono Mazzara e Mancuso, di terapia intensiva dovranno essere immediatamente fruibili per eventuali emergenze Covid-19, ma non a Canicattì. L'associazione Giubbe d'Italia d'Aragona attiva il servizio di consegna farmaci dalle farmacie alle abitazioni. Vediamo. Ad Aragona l'associazione Giubbe d'Italia, rappresentata in questo video da Raimondo Collura, comunica l'attivazione del servizio gratuito di ritiro dei farmaci dalle farmacie e la successiva consegna ai cittadini, una la mattina e una il pomeriggio. Coloro che ne faranno richiesta, tutto ciò concordato con l'amministrazione comunale per evitare di uscire da casa. Allora, io mi sono fatto, portavoce di un progetto e ho spinto al fine che potesse essere realizzato questo servizio di consegna farmaci a domicilio. Abbiamo attivato la situazione di volontariato Giubbe d'Italia, conoscete, ha messo a disposizione i suoi mezzi. Io ho contribuito per quello che potevo, ho pagato l'assicurazione dei mezzi sia della Jeep che del furgone, al fine di poter essere più attiva l'associazione, poter utilizzare questi mezzi e fare queste consegne a domicilio. Che vuol dire? Perché vi sto dicendo questo? Allora, oggi abbiamo fatto il giro delle farmacie, prima ne abbiamo discusso col sindaco, con l'assessore Di Giacomo, con il dirigente Monachino, l'architetto Monachino, e il sindaco ha emanato un avviso che voi comunque avete già visto su Facebook, già il dottore Peruzza se l'è pubblicato, se l'è postato sul suo profilo, che come funziona questo servizio e quali benefici dai cittadini e cosa evita. Allora, vi evita innanzitutto di stare meno in giro, anche perché bisogna stare a casa. Seconda cosa, domanda mi dite, sì scusami, ma tu mi dici di stare a casa, però tu starai in giro a ritirare farmaci e a consegnarli, va bene. Allora, io non sono stato in contatto con nessuno proveniente dal nord e non ho, i sintomi né quelli, non so di avere, magari li avrò, ma non sono stato in contatto con nessuno, perciò sono sotto la mia responsabilità, dichiaro di non aver avuto contatti con gente proveniente dalle zone calde, e nemmeno gli altri volontari che insieme a me effettueranno il servizio. Ma io vi spiego un attimino come funziona. Faremo un ritiro di mattina alle farmacie, una consegna di mattina, un ritiro dalle farmacie a una consegna nel pomeriggio. Il
servizio è semplice, voi chiamate la farmacia prepara i farmaci, li inserisce all'interno di un zacchetto, all'interno c'è una busta, ci viene dato il recapito, nome e cognome di chi deve ricevere il farmaco e noi avremo anche il numero di telefono della persona che deve ricevere il farmaco al fine di poterci organizzare al meglio. Allora, questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che già vi abbiamo in un certo senso tolto un pensiero e vi voglio dire un'altra cosa pure, molto importante. La cosa dei farmaci è molto molto importante, perché molta gente magari non può mandare il nipote perché il nipote non ce l'ha, non può mandare il cognato perché il cognato non ce l'ha, o magari non gli vuole dare questo impegno magari a un familiare o un amico, e poi magari si reca in farmacia e si crea un po' di confusione davanti alla farmacia, che gente che aspetta fuori, magari poi siccome non abbiamo strade a 6 corsie, allora volare, insomma alla fine ci tocchiamo tutti e siamo un po' lì tutti vicini. Un'altra cosa importante che ve lo voglio dire, abbiate il coraggio che se non si sono autodenunciati loro, chi proviene dalle zone o è rientrato da poco anche da altre parti dell'Italia, se non si è autodenunciato, voi non ci mettete niente, facciamo gli infami oggi e ne salviamo parecchi domani. Allora facciamo in questo modo, perdiamola un po' di omertà che ci renderà un popolo più unito e ci renderà ancora più forti rispetto a come siamo forti adesso, perché noi ne usciremo veramente bene da questa cosa e quando la racconteremo con l'orgoglio di avercela fatta, perché siamo veramente un popolo straordinario, dobbiamo soltanto impegnarci un poco. I carabinieri della stazione di Realmonte hanno arrestato un uomo di 33 anni, immigrato dalla Tunisia, sorpreso alla guida di un'automobile appena rubata. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nella notte i carabinieri della stazione di Realmonte in provincia di Agrigento hanno arrestato un tunisino 33enne trovato alla guida dell'auto che aveva rubato poco prima ad Agrigento. L'uomo ha anche opposto resistenza ai militari. In questo periodo di intensi e puntuali controlli per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus, l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri resta alta anche nel contrasto della criminalità comune. Era da poco infatti passata la mezzanotte quando la centrale operativa dei Carabinieri di Agrigento ha ricevuto l'allarme del responsabile di una società la cui auto era stata rubata in pieno centro cittadino. Le ricerche quindi subito diramate dalla centrale operativa dei Carabinieri hanno consentito, complice anche la pochissima gente in giro, di incrociare l'auto. Il malvivente infatti è incappato in uno dei numerosi posti di controllo, ha invertito la marcia ed iniziato l'inseguimento a sirene spiegate. Diverse le pattuglie che hanno bloccato le vie di fuga del ladro. Lo sforzo dei militari è stato ricompensato poco dopo, quando, sentendosi braccato dalla pattuglia a sirene spiegate lo aveva raggiunto, il ladro ha finito la sua corsa uscendo di strada all'inizio del centro abitato di Realmonte. L'uomo, un tunisino di 33 anni, ha anche opposto resistenza ai militari che cercavano di bloccarlo e portarlo in caserma. Il tunisino è stato arrestato in flagranza per il furto dell'autovettura e anche per resistenza al pubblico ufficiale e portato in carcere. La macchina rubata invece è stata subito restituita al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri per la loro pronta reattività. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, ma abbiamo selezionato per voi un video in chiusura. A presto.